Buonasera, benvenuti al TG Sicilia, i titoli del nostro giornale. Caro voli, sit-in a Punta Raisi di Federconsumatori e CGIL, presenti anche i giovani di Nunsiparti che non vogliono essere costretti a lasciare la Sicilia per studiare e lavorare. Con rincari dei biglietti fino al 900%, sotto le feste viene negato il diritto alla mobilità. E poi ci sono i paradossi del trasporto ferroviario siciliano. I treni nuovi di zecca restano fermi nei depositi perché incompatibili con rotaie obsolete. Alcune tratte invece vengono chiuse e i treni sostituiti con i pullman. Svolta nelle indagini sulla sparatoria di Piazza Nascea a Palermo, fermato il responsabile, si tratta di un giovane di 20 anni. Intanto il prefetto istituisce una quarta zona rossa nell'area della Movida. Grave incendio alla zona industriale di Catania. Le fiamme sarebbero divampate da un centro estetico per poi propagarsi ai capannoni circostanti. Evacuata la ST Microelectronics. Politica, dopo l'approvazione della finanziaria, ora la maggioranza pensa a un rimpasto. Mezza giunta potrebbe essere messa in discussione. Cateno De Luca ne chiede l'azzeramento. Il doppio volto di dicembre, non solo clima di festa e gioia, sempre più persone soffrono di malinconia, ansia e solitudine. Gli esperti ci dicono come affrontare questo periodo nel migliore dei modi. Calcio Serie C, il Catania diventa campione d'inverno dopo la vittoria al Massimino per 2-0 con l'Atalanta Under 23. Nel derby siciliano il Trapani annientato dal Siracusa che al De Simone vince 3-0. Bentrovati, buonasera. Mancano pochissimi giorni ormai al Natale e torniamo a parlare di caro voli. Questa mattina a Palermo un sit-in di protesta davanti all'aeroporto di Punta Raisi per denunciare il consueto aumento dei prezzi in occasione appunto delle festività natalizie. C'era per noi Marco Gulla. Anche 600 euro per tornare in Sicilia in occasione delle festività natalizie. Il caro voli incombe e incide sul portafoglio dei tanti siciliani che vogliono tornare nell'isola. Davanti all'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo, questa mattina un sit-in di protesta da parte dell'associazione Nunsiparti insieme a Federconsumatori Sicilia. È impensabile spostarsi nel nord d'Italia sprecando ben 2 giorni per viaggio. Qui non c'è un vero mercato libero e effettivo, bisogna coniugare le esigenze costituzionali di rispetto del mercato libero. Tratte particolari per tornare in Sicilia e risparmiare sul prezzo del biglietto. Fuori misura, 500-600 euro, o addirittura andare incontro a viaggi che sono di sé. Un ragazzo che conosco ha dovuto affrontare un viaggio da Torino, ha fatto scalo a Budapest e poi è tornato a Catania. È una situazione inaccettabile. Purtroppo ogni anno è così, ma non solo a Natale, anche ci sono altri periodi festivi dove i prezzi vanno alle stelle, a meno che non si compra molto prima. Una situazione che costringe molti giovani immigrati siciliani a fare sacrifici per mesi pur di tornare a casa o addirittura a rinunciare al rientro per mancanza di risorse economiche. È una situazione inaccettabile. Dagli aerei ai treni, anche qui non va meglio perché convogli nuovi di zecca restano fermi nei depositi perché le ruote si usurano, i binari sono troppo vecchi, obsoleti, tratte ferroviarie secondarie chiuse oppure in manutenzione. Questo è il paradosso delle ferrovie siciliane che ci racconta nel servizio Luca Ciliberti. Convogli fermi nei depositi, soldi spesi, quasi $500 miliardi tra adeguamento delle infrastrutture e nuovi mezzi di trasporto. E il risultato? Un paradosso tutto siciliano che si consuma sui binari delle ferrovie dell'isola. Nel 2023 la Regione impegna €300 milioni per comprare una ventina di nuovi treni, molti dei quali modelli blues per sostituire le vecchie locomotive. I treni arrivano nel 2024, ma sin da subito si registrano alcune criticità, in particolare sull'asse Siracusa-Caltanissetta Centrale e anche Siracusa-Ragusa-Caltanissetta. I nuovi treni accusano problemi di compatibilità con l'infrastruttura esistente. I sistemi rivelano una usura anomala di ruote e binari. Di fatto, i treni sono più pesanti di quanti i binari stessi possano sostenere. I livelli di usura delle ruote motrici vengono testati durante il servizio.
Questi margini di criticità sono stati assolutamente studiati. Alcune tratte vengono chiuse, i treni sostituiti con i pullman per garantire comunque il servizio. Il caso arriva in Parlamento nazionale dopo una segnalazione durante la trasmissione Il Punto di qualche settimana fa e raccolta dai parlamentari del Movimento 5 Stelle. RFI e Trenitalia in una nota rispondono che sono intervenuti attraverso interventi tecnici mirati che hanno già prodotto significativi miglioramenti. Ad oggi è stato ripristinato il servizio ferroviario tra Catania Centrale e Caltagirone e tra Siracusa e Ragusa, mentre permane il servizio sostitutivo per i collegamenti Ragusa e Gela e Modica Caltanissetta. Ormai anche i pendolari, che da anni si sono organizzati con movimenti spontanei, sono stanchi di protestare. Nella irredimibile isola dei paradossi, Sciascia diceva: bisogna andare in Sicilia per capire quanto è incredibile l'Italia, in tutti i sensi. E adesso la cronaca. A Palermo svolta nelle indagini sul ferimento di una trentenne sabato notte. Fermato il ragazzo che ha sparato, si tratta di un ventenne. Intanto il prefetto ha istituito una quarta zona rossa nell'area della Movida. Maglio viola. A 20 anni risiede a Borgo Nuovo il giovane che nella notte fra sabato e domenica ha sparato con un fucile da caccia in pieno centro a Palermo, in piazza Nascè, ferendo gravemente una passante di 33 anni, Valentina Peonio, prima di darsi alla fuga investendo anche altri 2 passanti. Il feritore è in stato di fermo nei locali della squadra mobile dove viene interrogato ormai da qualche ora. Ha raccontato la sua versione dei fatti che coincide con la ricostruzione degli inquirenti e ha indicato dove trovare il fucile con cui ha sparato. L'arma era sepolta in un terreno poco distante dall'abitazione del giovane. Non si sarebbe trattato di un gesto intenzionale, ma di un tragico incidente dovuto a superficialità, imperizia e imprudenza. Il racconto dei testimoni, le immagini delle telecamere e la confessione coincidono completamente. Il ventenne aveva portato con sé il fucile a bordo di una Smart e voleva mostrarlo ad un'amica. Nel gesto di estrarlo e farlo vedere, però, faceva partire un colpo all'indirizzo della folla. La rosa di pallini da caccia colpiva alla schiena e a una spalla Valentina Peonio, ora ricoverata al Trauma Center di Villa Sofia in condizioni stazionarie. Anche se la vicenda sembra chiara, la polizia comunque continua ad indagare, ci sono ancora testimoni da ascoltare e immagini da controllare. Intanto il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha deciso di istituire una quarta zona rossa a Palermo proprio nell'area di questo episodio, ovvero da piazza Sturzo a via La Lumia, passando per piazza Nascè. Protesta il sindacato di polizia COISP, che parla di zone rosse istituite sulle spalle degli agenti, insufficienti e costretti a turni massacranti anche di 12 ore al giorno, con arretrati e straordinari non pagati dal 2024, e annuncia una mobilitazione del personale di polizia. Grave incendio nella zona industriale di Catania, è stata evacuata la ST Microelectronics, le fiamme sarebbero divampate da un centro estetico per poi propagarsi ai capannoni circostanti. Tonino De Mana. Danni per migliaia e migliaia di euro, 5 aziende coinvolte e 5 squadre dei vigili del fuoco che si alternano da ieri sera, quando un grosso incendio sviluppatosi in questo gruppetto di edifici e capannoni ha fatto scattare anche il piano di evacuazione delle sale di produzione della ST Microelectronics. Momenti di paura e di tensione, con le fiamme che, per la presenza di materiale infiammabile di vari tipi, dai materassi di un centro benessere all'idropittura, passando per liquidi per l'agricoltura o farmaci per animali, hanno incenerito una vasta area in cui operavano, come detto, ben 5 aziende. Le origini del rogo, sviluppatosi intorno alle 20:30 di ieri, restano ancora da chiarire. Gli inquirenti non escludono alcune ipotesi, da un possibile malfunzionamento legato alle luminarie natalizie o di qualche macchinario ad un gesto doloso. Ricordiamo che nella zona, dall'estate ad oggi, si tratta del terzo incendio. Sul posto, oltre a vigili del fuoco, forestale e protezione civile, sono stati impegnati polizia e polizia municipale per il controllo della zona e la gestione della viabilità. Le operazioni si sono svolte in condizioni meteo avverse, con la pioggia battente che ha reso ancora più complessa la comprensione delle cause scatenanti. Sarà adesso la magistratura ad occuparsi della vicenda sulla base delle relazioni dei vigili del fuoco. E adesso la politica, approvata la finanziaria regionale, adesso la maggioranza pensa ad un rimpasto per superare il prossimo anno e mezzo di legislatura e soprattutto i tanti mal di pancia emersi tra i deputati durante i lavori per decidere soprattutto le ripartizioni dei fondi. Intanto per la CGIL la legge di bilancio rimane comunque pessima perché non dà delle risposte concrete. Sentiamo Francesco Triolo.
Torna a soffiare vento di rimpasto alla regione siciliana. Approvata la finanziaria, il centrodestra deve infatti fare i conti con le liti apparse ormai evidenti dentro la coalizione di governo nelle 2 lunghi notti di trattative. Di rimpasto in realtà si parla ormai da tempo, sul piatto ci sono i 2 posti vacanti dopo la decisione del governatore Renato Schifani di far fuori gli assessori dell'ADC per effetto dell'inchiesta che ha coinvolto il segretario nazionale di quel partito, Totò Cuffaro. Ma sul piatto c'è anche la richiesta avanzata più volte dagli alleati di chiudere la stagione degli assessori tecnici e dar vita ad una giunta interamente politica. E sotto questo profilo ci sarebbe da sostituire Alessandro Dagnino, avvocato e assessore tecnico all'economia, e Daniela Faraoni, assessore tecnico alla salute, entrambi in carica in quota Forza Italia. Almeno 4 i posti da coprire dunque, anche se il rimpasto potrebbe riguardare anche il cambio di alcune deleghe fra assessori in carica. Insomma, mezza giunta potrebbe essere messa in discussione. Chiede con forza l'azzeramento totale dell'esecutivo invece Cateno De Luca, che ha cambiato passo nel suo sistema di fare opposizione, ma sta dialogando con la maggioranza è pronto ad un accordo con quel che resta della Democrazia Cristiana. Lanciando Ti amo Sicilia, lo ha detto chiaramente che ritiene incolpevoli gli assessori DC. La chiacchiera di corridoio parla della possibilità che nell'esecutivo torni almeno un assessore democristiano, magari sotto una diversa bandiera politica, e possa esserci poi spazio anche per un uomo indicato proprio da De Luca. In casa Forza Italia invece pressa per entrare il deputato nisseno Michele Mancuso. La situazione è ancora da definire e il presidente non sembra intenzionato a dare spazio a un rimpasto adesso, anche se a gennaio, alla ripresa delle ostilità, un vertice di maggioranza e una discussione più ampia potrebbe arrivare prima di qualsiasi altra cosa. I carabinieri di Villa Grazia di Carini nel Palermitano hanno scoperto una discarica abusiva di rifiuti in un'area confiscata alla mafia. 6 persone sono state denunciate. Le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona hanno ripreso un flusso continuo di mezzi pesanti che entravano nell'area carichi di materiali per poi uscirne vuoti. Parliamo di rifiuti, andiamo a Catania, operativo il 6° centro comunale di raccolta, la struttura affidata ad Ecocar, realizzata in un'area di via Forcile, orari, modalità di conferimento e benefici nel servizio di Tonino De Mano. È l'ultimo, ma non per importanza, centro di raccolta comunale dei rifiuti ad aprire e dal punto di vista geografico consente di colmare una zona fino alla scoperta, offrendo un servizio strategico non solo ai residenti dell'area sud di Catania, ma anche ai cittadini provenienti da altri quartieri. Dalle 9:30 di questa mattina, affidato ad Ecocar, è operativo il centro comunale di raccolta di via Forcile, nella zona di San Giuseppe l'Arena. I primi ad arrivare sono stati un cittadino che ha scaricato carte plastiche ed un furgone carico di materassi, divani e arredi vari. Lo vedete in queste immagini mentre vengono riversati nello scarrabile. L'importanza di questo centro di raccolta nelle parole di Benedetto Diana, referente Ecocar. I benefici per gli utenti catanesi sono uno di potersi disfare in qualsiasi giornata di apertura di pressoché tutti i rifiuti domestici, perché noi qui non prendiamo solo tipologie tra virgolette un po' fuori dall'usuale, ma anche quelle che normalmente si raccolgono con la raccolta a domicilio, ad eccezione dei rifiuti indifferenziati ovviamente e anche dell'organico, però le altre tipologie si possono portare tutte. Poi il centro nasce principalmente per poter conferire gli ingombranti, per poter conferire mobili di vario genere, batterie, pile, toner, tutto questo tipo di rifiuti qui. E il vantaggio, oltre alla comodità, è anche quello di poter usufruire di uno sgravio sulla Tari che è pari a 7 centesimi al chilo, non sull'intera cifra, non è che diventa gratis, però si può arrivare a uno sconto anche abbastanza importante. Il centro è aperto al pubblico da lunedì a venerdì dalle 9:30 alle 15:30 e il sabato dalle 9 alle 13. Nuovi orari anche per il CCR di Librino di Viale Biagio Pecorino, che da oggi si uniforma agli orari di altri centri di raccolta comunali. Intanto la Gema comunica la variazione degli orari per esporre i rifiuti nell'8 centro di Catania nei giorni del 24 e 31 dicembre. Le utenze domestiche e commerciali dovranno esporre le frazioni previste di rifiuti differenziati entro le ore 18. Nei giorni 25 e 26 dicembre e 1 e 6 gennaio invece le isole ecologiche di Picanello, Borgosanzio e Cairoli resteranno chiuse. Cambiamo argomento, un impegno costante sul territorio in una fitta rete di collaborazioni nell'azione di contrasto alla criminalità. Con questo impegno oggi nella caserma del comando provinciale di Catania il neocomandante del reparto operativo dei Carabinieri Davide Occhiogrosso ha incontrato i giornalisti nello scambio di auguri di Natale e noi lo sentiamo ai nostri microfoni.
L'Arma dei Carabinieri è costantemente impegnata, quotidianamente impegnata nelle attività di contrasto alla criminalità diffusa, alla criminalità organizzata, e l'impegno dell'Arma continuerà ad essere massimo in sinergia con le altre forze di polizia, con la Procura della Repubblica. L'augurio del 2026 è quello di continuare anche a collaborare con gli organi di informazione sul territorio per continuare a garantire un'informazione corretta. Dicembre è mese delle feste in famiglia, delle vacanze, ma è anche un mese molto delicato per la salute mentale, per chi soffre spesso di malinconia, ansia, solitudine o non si rispecchia semplicemente negli stereotipi della felicità tradizionale. Noi abbiamo sentito il parere di una psicologa nel servizio di Eva Spampinato. Mentre le città si illuminano, cambiano volto e la frenesia che scandisce il conto alla rovescia invade le strade, nel calendario delle emozioni il Natale è un paradosso. Fuori le luci, dentro il buio. È la zona d'ombra delle feste, quella che nessuna cartolina o storia su Instagram mostra, ma che ogni anno cresce silenziosa, come confermano anche le statistiche. Si chiama Christmas Blues e non è una depressione a tutti gli effetti, ma una forte sensazione di malinconia, ansia, solitudine che si acuisce proprio nel mese di dicembre. Il Natale è per sua definizione la festa delle famiglie, la festa della gioia, la festa della felicità e soprattutto dell'unione. Le cause sono tante: chi vive la perdita di una persona cara, chi affronta la solitudine, chi subisce pressioni economiche o sentimentali, chi sente forte l'obbligo di mostrarsi felice e chi deve confrontarsi con i conflitti di famiglia e i parenti serpenti. E quindi chi non è felice, chi non è contento della propria vita, è chiaro che sente ancora di più il senso della solitudine. Natale, secondo me, oggigiorno si sta anche modificando, cioè non è più la festa delle grandi famiglie allargate. Spesso i figli vivono fuori per lavoro, non scendono per Natale per motivi vari, e quindi le famiglie in qualche modo stanno ritornando ad essere un po' più nucleari. Il Natale non deve essere per forza allegria obbligatoria, può essere anche una tregua, un momento per prendersi cura di sé, accogliendo anche la malinconia. Si può provare forse a costruirsi un proprio Natale, costruirsi dei propri rituali, organizzarsi una giornata in qualche modo che possa comunque trascorrere serenamente. Facciamo una pausa, ritorniamo tra poco con la nostra pagina dedicata al calcio, con quest'ultima giornata del girone d'andata del campionato di Serie C e il Catania che è in vetta alla classifica. A tra poco. Seconda parte del nostro giornale, ancora ben trovati. Adesso il calcio, la Serie C, con la vittoria di ieri al Massimino. Il Catania ha chiuso il 2025 in vetta alla classifica assieme al Benevento. Buona prova dei rossazzurri contro i giovani dell'Atalanta. Sergio Colosi. Benevento chiama, Catania risponde. Pioggia e Atalanta Under 23 non fermano la corsa della squadra di Toscano, che torna a vincere con merito ed è campione d'inverno insieme ai campani. Un testa a testa Salernitana e Cosenza permettendo, che troverà una sentenza nel girone di ritorno. Catania brillante contro un avversario spavaldo con qualità, nel contesto di una gara bella ricca di emozioni, parate e colpi di scena come i due legni rossazzurri. Lunetta si conferma fattore determinante. Da un suo inserimento nasce rigore trasformato dall'ex di giornata Caleb Jimenez. Il talento milanese è più ispirato del solito, firma il raddoppio nella ripresa scoprendo qualità da opportunista. La doppietta rilancia il tema del suo futuro. L'appuntamento è rimandato ovviamente dopo le feste, siccome ci godiamo le feste in famiglia e poi si ritorna a fare sul serio. Il dato che passa alla storia è che questo Catania al Massimino nel girone d'andata non ha mai preso gol. La striscia positiva prosegue anche nella domenica in cui manca per squalifica il perno centrale di Gennaro, ma in panchina c'è un'altra squadra di titolari, vera forza di un Catania in piena corsa per la B. Siracusa travolgente, gli azzurri dominano e annientano il Trapani nel derby di ieri sera, 3-0 con doppietta di Contini e rete di Ba. Marco Petrolito.
Gara a senso unico al De Simone, dove il Siracusa torna a sorridere conquistando con una prova autoritaria l'attesissimo derby contro il Trapani. 3-0 il risultato finale di un match rabbioso e dominato dagli azzurri dall'inizio alla fine. Aretusei che partono forte e mettono subito alle corde i Granata, costretti sulla difensiva sin dai primissimi minuti di gioco. Dopo una clamorosa traversa colpita all'8º da Parigini, il vantaggio arriva 2 minuti più tardi con Contini, che è bravo a controllare e a finalizzare un'azione corale ben rifinita da Limonelli. Il Trapani prova a rispondere al 13° con un colpo di testa di Grandolfo parato da Farroni, ma il Siracusa continua a spingere e sfiora più volte il raddoppio, che arriva puntuale allo scadere del primo tempo. Parigini semina il panico sulla sinistra, serve Ba ed il centrocampista senegalese, uno dei migliori in campo, supera Galeotti con un elegante tocco sotto per la rete del 2-0. Nella ripresa non cambia il copione, gli azzurri mantengono alta la pressione e al 55° chiudono definitivamente le ostilità con Contini, rapidissimo a sfruttare il dialogo tra Ba e Limonelli e a trafiggere con una botta sotto l'incrocio l'incolpevole Galeotti. Il Trapani non riesce più a reagire, mentre il Siracusa sfiora il poker, prima al 75° con Molina di testa, poi con Puzzone e al minuto 80 con Candiano. Al triplice fischio finale, la delusione dei tifosi azzurri legata ai mancati pagamenti societari della settimana scorsa, che potrebbero portare anche ad una penalizzazione, si trasforma così in festa. Davanti a 3.300 spettatori, infatti, nonostante la pioggia battente, il Siracusa ritrova il successo e la fiducia necessaria per continuare a lottare per la salvezza. Un'altra pausa, ritorniamo tra poco con gli ultimi aggiornamenti. Il Consiglio dei Ministri di oggi ha approvato il decreto legge con disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026, in base al quale le votazioni sul referendum sulla riforma della giustizia si svolgeranno in 2 giornate, domenica e lunedì. Con questa notizia ci fermiamo, grazie per averci seguito, a tutti voi un buon proseguimento di serata.